di trombetti Cuore mio. Dirige l'orchestra il maestro Manuel Rosati. Canta Michele. Mamma mia, che meraviglia! Bellissima, tutti per te, tutti Grazie. per te. veramente bella. Io e Giancarlo ci siamo impegnati a scrivere una bella canzone, cioè ce la mettiamo tutta, poi vediamo. Il classico terzinato degli anni 60. Esatto, esatto. Adesso prima a tavola parlavamo di un grande successo che lui ha portato con la sua voce nel mondo, Ah, è bellissimo. ma scritto da un trio fantastico, Eccezionale. eccezionale. Il mio amico Oscar Prudente, cantautore genovese. Oscar. Poi da un po'. un signor paroliere che si chiama Giulio Rapetti, che si chiama Mogol. Mamma mia, ragazzi. E poi il suo- la collaborazione di un signore che si chiamava Lucio Battisti. si chiama ancora Lucio Battisti, l'applauso. Ragazzi. E il successo è proprio quello che tutte le orchestre, anche loro, la suonano, la portano in giro in tutta Italia, in tutta Europa. Questo brano ha avuto una rinascita incredibile. È vero, è vero. Grazie alle orchestre che lo suonano da tutte le parti. Io ho sempre cantato ovviamente. Ho cambiato questo arrangiamento una 25 anni fa
per renderlo più ballabile, perché all'inizio non era un Certo. brano molto Hanno ballabile. copiato il tuo arrangiamento alle Beh, orchestre. evidente. Vabbè, Mi normale. chiedono le basi tutti. Tu Quindi- beh, E allora, fatti scusa, pagare. ascolta, No, e allora, no, no. e allora diciamo la cosa. Cioè, la cantano tutti, però dal successo di Michele. Perché Certo. questo è un successo. Beh, di correva Michele. l'anno 1900, lo posso dire? Ma sì. Correva ma l'anno c'è- 1971. Ma era ieri l'altro. E il brano ha fatto tanta strada perché si chiama Ho camminato! Michele! Ho camminato tutto il giorno per scordare un volto e invece in ogni volto vedevo te, vedevo te, vedevo te. Mi sei tornato ad ogni passo qui davanti agli occhi, in fondo a questi occhi, sempre di più, ancora tu, sempre di più.
sì, che meraviglia, gran pezzo e grande interpretazione.